Benvenuti a Fico, andiamo a scoprirlo. Il massaggio focaccia ligure. La vuole anche pigro. Buona. Qui da Ulivo Bistrò abbiamo preso una pizza farcita per 3,50 € e una focaccia semplice per 2,20 €. Una con 1,50 €. Ci sta, un po' caretto, ma ci sta. Era buona. Qui dietro c'è la Casa delle Farfalle, una piccolissima esposizione di farfalle tropicali. L'ingresso costa 7 €, noi abbiamo deciso di non entrare perché, anche perché comunque da noi a Montegrotto c'è la Butterfly Ark che è un sacco più grande, quindi per questa volta saltiamo. Comunque può entrare anche il cane se ce l'avete. Tigro, ci sono tutti i tartufi qua. Quanto vorresti andare dentro il museo dei tartufi? Tigro? Siamo andati a mangiare qualcosa al Bistrò della Patata, è lo stand Pizzoli, e abbiamo preso degli gnocchetti al pomodoro, che in realtà ne abbiamo preso uno solo, ma sono tantissimi, quindi ce lo dividiamo volentieri perché appunto è una bella dose, e delle patate con mortadella e scamorza, questi sono due, gli gnocchetti 5,50 € e le patate 5 €. Approvato, molto buono. Tigro. È come il fuoco. Pizza fritta con provola e ricotta. Assaggiamo, 4 €. Assaggiamo.
bontà. Ecco, siamo in macchina tornando verso casa. Unica nota negativa della giornata è che non siamo riusciti a fare compere che avevamo tenuto per ultime, perché è andato in crisi il sistema di pagamento all'interno di Fico e quindi non si poteva pagare con bancomat eccetera e quindi non abbiamo preso niente, abbiamo solo mangiato tanto, vero? E il parcheggio l'abbiamo pagato col Telepass, quindi non abbiamo avuto nessun tipo di problema e basta. Per chi fosse interessato, i cani sono ammessi di qualsiasi taglia, tranne che nella zona degli allevamenti, ma forse l'avevo già detto, no, lo ripetiamo, e basta. Personalmente un giro lo consiglio, ecco, anche perché comunque l'ingresso è gratuito, si paga quello che si mangia e che si compra ovviamente, però se capita l'occasione un giro lo consiglio. Alla prossima, ciao!